Festeggia Sanremo, festeggia tutta la Liguria. La tanto agognata promozione è arrivata, forse nel modo meno prevedibile, ma allo stesso tempo in quello più trionfale. Ripercorriamo il cammino dei biancoazzurri. L'inizio di campionato con 5 vittorie consecutive rispetta tutti i pronostici e fa subito ben sperare per la squadra ponentina, ma improvvisamente le cose iniziano a girare per il verso sbagliato. La squadra alterna grande calcio con partite sottotono, lasciando così molti punti per strada, ma uno scenario ancora più prestigioso del campionato si paventa nell'immaginario di tutta la città di Sanremo, la Coppa Italia. Dopo aver vinto il trofeo regionale battendo il Rapallo, i biancazzurri iniziano a esportare il fantastico gioco che li contraddistingue in giro per l'Italia, sconfiggendo Ampignano e Ardor Lazzate ai gironi e Vesna e Fabriano poi, fino ad approdare alla grande finale a Firenze. La sorte ritorna a sorridere alla squadra di Mister Cevoli, che riesce a tornare a imporre il proprio calcio anche in campionato, riuscendo a battere il finale, i diretti concorrenti al titolo, per 5-0. Ma ritorniamo a Firenze. In quel magico pomeriggio l'Unione Sanremo affronta il Mazzara, militante nell'eccellenza siciliana. La squadra ligure combatte, si porta in vantaggio con Cardini e soffre per il resto della partita, fino al 90°, quando il giovane Scalzi sigla il 2-0 e sancisce la vittoria e la promozione in Serie D. Un'annata magica quella dell'Unione Sanremo, che si chiude come tutte le più belle favole calcistiche. In solamente 5 anni la squadra è passata dalla terza categoria ad essere regina d'Italia tra i dilettanti. E con una storia così, come si fa a non impazzire per lei?